sono anche il sindaco Abramo e il consigliere regionale Tallini tra i rinviati a giudizio nell'ambito delle inchieste Catanzaropoli e Multopoli della Procura di Catanzaro. L'Unione Europea stanzia 75 milioni di euro per l'ammodernamento della linea ferrata che collega la Calabria alla Puglia, il termine dei lavori previsti per l'estate del 2019. Il progetto dell'ammodernamento della statale 106 è giudicato sbagliato dall'esponente dell'Altra Calabria Domenico Gattuso, che attacca il governo regionale parlando di sperpero di risorse. Duro monito del vescovo di Cassano Monsignor Savino alla politica, che ha perso la sua funzione originaria diventando strumento per la gestione del potere gestito da pochi. Negli anni si è trasformata in spettacolo e social. Una telefonata giunta al 113 della questura di Crotone ha consentito ai poliziotti di arrestare 2 uomini sorpresi ad appiccare fuoco ad alcune sterpaglie. Si è chiusa l'11ª edizione del Festival del Fumetto, iniziativa di grande successo che ha portato un gran numero di appassionati nel centro storico di Cosenza. Il Cosenza ha deciso l'esonero del tecnico Fontana. L'annuncio nel primo pomeriggio di oggi. La società in queste ore sta valutando il profilo dei possibili sostituti. È probabile che l'annuncio del nuovo allenatore verrà fatto domani. Buonasera dalla redazione del TGTN. Dunque a processo il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e il consigliere regionale Domenico Tallini, rinvii a giudizio che riguardano complessivamente 30 persone decisi al termine dell'udienza preliminare. Gli indagati coinvolti nelle inchieste Multopoli e Catanzaropoli. A processo il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Il rinvio a giudizio al termine dell'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta denominata Multopoli sui presunti illeciti legati all'annullamento di multe per violazioni del codice della strada. Non sarà soltanto il primo cittadino a dover comparire in aula, per come deciso dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo Giovanna Gioia, ma anche il comandante e il vicecomandante dei vigili urbani Giuseppe Antonio Salerno e Salvatore Tarantino, il consigliere regionale Domenico Tallini, imputato nel ruolo di consigliere comunale, ed altre 30 persone. Abramo e Tallini sono accusati di abuso d'ufficio. Per gli altri indagati contestati reati di associazione per delinquere, truffa aggravata, abuso d'ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e falsità materiale commessa dal privato. Tallini, oltre che per Multopoli, è stato rinviato a giudizio insieme ad altre 23 persone anche per l'inchiesta Catanzaropoli sui presunti illeciti riguardanti l'attività del comune della città capoluogo. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha portato ai rinvii a giudizio, era stata avviata dal pubblico ministero Gerardo Dominiani, oggi procuratore aggiunto a Reggio Calabria, e Graziella Viscomi. L'unico indagato assolto è stato il vigile urbano Luciano Calabrese, processato con rito abbreviato. Processo Marlane, a tutti gli imputati sono stati assolti anche in appello. La sentenza è stata emessa nel pomeriggio di oggi. Tutti assolti i dirigenti del gruppo Marlane, e questa è la sentenza emessa nel pomeriggio di oggi dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Al centro del procedimento di secondo grado, lo ricordiamo, le morti sospette avvenute tra i dipendenti dello stabilimento tessile di Praia a Mare, un'inchiesta partita nel 1999, quando il primo filone di indagine aperto dalla Procura della Repubblica di Paola cercò di comprendere se ci fosse un nesso tra i decessi e le attività industriali effettuate nello stabilimento. Dalle denunce di alcuni dipendenti vennero alla luce le pessime condizioni di lavoro in cui erano costretti ad operare, un processo conclusosi poi in primo grado nel dicembre del 2014 con l'assoluzione piena di tutti gli imputati, ma ripartito poi in appello. Oggi dunque la sentenza, assolte anche in secondo grado le 13 persone che erano tutte accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, lesioni gravissime e disastro ambientale. Lasciamo per il momento la cronaca, parliamo di infrastrutture. Ebbene, il progetto dell'ammodernamento della statale 106 è giudicato sbagliato dall'esponente dell'Altra Calabria Domenico Gattuso, che attacca il governo regionale parlando di sperpero delle risorse.
Da anni si attende l'ammodernamento della statale 106, tristemente nota come la strada della morte. Adesso per il tratto che interessa l'Alto Ionio Cosentino, quello che va da Sibari al confine con la Puglia, c'è un progetto da 1.200 milioni di euro. Una grande opera che però, secondo alcuni comitati e associazioni, non risolverà il problema. Domenico Gattuso, esponente dell'Altra Calabria e docente di ingegneria dei trasporti presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, boccia il progetto e senza mezzi termini lo definisce progetto sbagliato, un progetto che divora risorse. Il costo chilometrico è di 33 milioni di euro a chilometro e la dice lunga se pensiamo che per esempio sull'autostrada A3 che è stata riammodernata il costo medio è stato di 20 milioni di euro a chilometro, quindi parliamo di una cifra molto superiore, il che fa presupporre, ma abbiamo visto il progetto, grandi opere, viadotti, gallerie imponenti e riteniamo che sia un'opera esagerata. Ma ci sono proposte alternative? Abbiamo proposto delle alternative, per esempio il raddoppio dell'attuale 106 bis, perché questa sarebbe la 106 ter, quindi una terza strada statale. Abbiamo proposto anche quindi avremo un risparmio considerevole di risorse che potrebbero essere attribuite ad altri ambiti. In realtà la 106 è tutta sofferente, ma ci sono sicuramente situazioni più critiche rispetto al tratto in questione. Qui parliamo di 40 km di strada che comunque c'è, vi sono delle realtà come nel Rossanese, nel Crotonese, nel Reggino, molto più sofferenti, molto più pericolose in termini anche di rischio di incidente. Quello che manca dunque, secondo i comitati e le associazioni che bocciano il progetto, è la programmazione. Riteniamo che non si sia fatta una pianificazione seria, perché se si pianifica si stabiliscono delle priorità e ripeto, queste non erano opere prioritarie. Per quanto sia, ammesso che quell'opera si debba realizzare, si dovrebbe cercare di non fare altri danni. E in questo caso avremo dei viadotti altissimi, delle gallerie profonde, avremo uno scempio anche di parte del territorio. Credo che quel territorio rischia di essere, tormentato, di essere molto maltrattato e non è un caso che molte associazioni si stanno ribellando, che alcuni sindaci hanno preso consapevolezza. Una cosa importante che tengo a dire è perché mai hanno scartato l'ipotesi alternativa. Quando si fa una pianificazione, un progetto, si fanno delle valutazioni anche di alternative differenti. Qui le alternative non sono state considerate. Sin dall'inizio si è puntato su questa grande opera. Adesso la rubrica Diario di bordo. La notizia di oggi è che l'Unione Europea stanzia 75 milioni di euro per la ferrovia calabro-pugliese, soldini provenienti dal Fondo Europeo per lo Sviluppo. L'intervento dovrebbe non solo migliorare i collegamenti allo stato pietosi tra le due regioni, ma favorire la crescita economica e lo sviluppo del turismo. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori di ammodernamento della linea nell'estate 2019, vale a dire tra poco più di 2 anni. Speriamo sia così, anche se i dubbi, visto come funziona in Italia, è lecito averli, non fosse altro che per i tempi ristretti indicati nella tabella di marcia dei lavori. Ancora soldi promessi, questa volta è l'ANAS a mettere sul piatto 680.000 euro per chi si aggiudicherà la gara per i lavori di manutenzione dei viadotti Moccone e Camigliatello, esposti ad avverse condizioni meteorologiche. Dai treni e dalle strade alle cosette piccole di casa nostra. A Rende accade ciò che qualche anno fa accadeva a Cosenza, con l'utilizzo dei manifesti come strumento di lotta politica per demonizzare l'avversario. Accade che Mario Rausa, esponente di Alternativa Popolare, ha appreso di essere stato espulso dal partito da un 6x3 fatto affiggere sui muri della città, con tanto di motivazione, ha tradito i suoi elettori, e l'invito a dimettersi. Rausa ritenuto un traditore perché colpevole di aver garantito sostegno al sindaco Manna. È giusto ricordare che lo stesso Rausa nei giorni scorsi ha aderito al gruppo misto, quindi una posizione già nota. Allora, se questa è la politica, se non siamo alla frutta, ci manca poco. Analisi e prospettive della politica oggi malata di protagonismo nell'incontro a Mendicino con Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano, che ha presentato il libro Spiritualità e Politica. È
La politica come palcoscenico e non come servizio, la metamorfosi dell'amministrare nei piccoli paesi come nelle grandi città, l'analisi lucida di un sistema che non è più riflessione e progetto, ma si è trasformata in spettacolo e social. Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, ospite a Mendicino, descrive la realtà di leader e partiti. Oggi abbiamo una politica non credibile, non autorevole, autoreferenziale, direi narcisistica, non più impegnata per i beni comuni ma per il bene di qualcuno. C'è una politica asservita alle grandi lobby. Dobbiamo distinguere in politica la mediazione dal compromesso. La mediazione è un fatto estremamente positivo perché cerca di trovare le convergenze, no? Per il bene di tutti, per i beni comuni. Invece il compromesso è sempre comunque al servizio di qualcuno. L'occasione è la presentazione del libro dal titolo Spiritualità e politica, pagine in cui c'è la rilettura di alcune esperienze e di nomi legati ad epoche diverse della storia nazionale: Aldo Moro, Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti. Nell'auditorium l'attenzione dei sindaci e degli esponenti istituzionali è alta. C'è una crisi della politica che è devastante, una politica incapace anche di reagire alle grandi sfide che stanno dinanzi a noi. Allora ad un certo momento mi sono reso conto che bisognava rilanciare la politica come mistica arte. L'espressione mistica arte non è mia ma di un grande teologo del Concilio Vaticano II, Jean-Baptiste Metz, che dice che una forma mistica della vita è proprio la politica, perché dopo la grande crisi delle ideologie, dopo le grandi narrazioni, la morte delle ideologie, ci rendiamo conto che la politica è l'unico strumento per poter cambiare oggettivamente, no, le cose. Fuori da ogni equivoco il vescovo chiarisce: è questione di metodo e non di nomi. Io rispetto la laicità della politica, rispetto l'autonomia della politica, rispetto i governi, rispetto la governabilità laica della politica, però io come cittadino, anche come credente, anche come pastore di un popolo, mi sento responsabile di dire la mia su queste grandi questioni. A Catanzaro ho presentato il bando per la formazione degli operatori sociosanitari nell'ambito del piano per il contrasto alla violenza di genere. Gli operatori sociosanitari sono spesso il primo front office per le donne che subiscono violenze, operatori che hanno un ruolo delicato e che per questo devono essere adeguatamente formati. Ma proprio in questa direzione il bando presentato a Catanzaro, nella sede della cittadella regionale, nell'ambito del piano per il contrasto alla violenza sessuale e di genere. Ad illustrare i contenuti dell'avviso pubblico regionale, che presto sarà pubblicato sul Burk, l'assessore Roccisano. Pensiamo che attivare anche questo tipo di formazione sia necessario e veramente importante in una regione come la Calabria, a prescindere da quello che è seguire materialmente la Convenzione di Istanbul, i pareri del Dipartimento per Opportunità del Nazionale, ma è veramente importante e impellente farlo non solo come atto formale appunto, ma farlo come atto sostanziale di competenze, di rafforzamento delle competenze, perché non possiamo semplicemente appellarci più solo e semplicemente alla sensibilità degli operatori che vanno a dialogare, ad interloquire con le donne vittime, ma dobbiamo formarli perché dobbiamo puntare sulle loro competenze, perché loro devono avere le competenze e la giusta formazione per fare accoglienza, diagnosticare eventuali problemi, fare delle analisi anche a livello psicologico rispetto a quello che è il passato e soprattutto prospettare un futuro più roseo alle donne vittime, e noi questo lo vogliamo fare, lo facciamo in rete con le case antiviolenza, con i centri antiviolenza, con le case rifugio e con chi si occupa di contrastare la violenza di genere. Lo vogliamo fare perché non è assolutamente affare di pochi, purtroppo è affare di tanti, e quindi è un problema che investe l'intera collettività e per il quale bisogna lavorare e contribuire a risolverlo. La Camera di Commercio di Cosenza vara un progetto per la sicurezza delle imprese e promuove la videosorveglianza digitale. La Camera di Commercio di Cosenza e numerose associazioni di categoria hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in cui si impegnano a divulgare e promuovere presso le imprese l'adesione al sistema di videoallarme antirapina. L'iniziativa, coordinata dalla Prefettura di Cosenza, impegnerà anche le forze di polizia e sarà realizzata secondo i protocolli del Ministero dell'Interno. Si deve trattare di sistemi di videosorveglianza, quelli che andranno ad essere realizzati, che siano affidabili. Per questo abbiamo dato anche un contributo attraverso le forze di polizia specializzate nella materia delle telecomunicazioni,
Sono dei sistemi che potranno avere indubbiamente un'importanza dissuasiva come deterrente, ma anche saranno dei sistemi che potranno dare una grande mano alle indagini di polizia giudiziaria. Sarà garantita inoltre l'apertura di uno sportello di informazione e comunicazione al servizio delle imprese interessate all'attivazione della videosorveglianza digitale. La Camera di Commercio di Cosenza ha già approvato il bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese che intendano dotarsi di questi sistemi di videosorveglianza. Noi mettiamo 500.000 euro su questo, certo è poco, poi con i PON vedremo cosa fare tutte insieme, una richiesta anche sia alla Prefettura, alla Regione e al Ministero di tutte le associazioni. Quindi in qualche modo l'indicazione dalla Prefettura sulla sicurezza, ma l'indicazione anche delle imprese che vogliono questa videosorveglianza digitale. Con grande soddisfazione oggi questo accordo lo firmiamo e a testimone della Prefettura e tutte le associazioni di categorie che sono presenti. Oggi ci siamo tutti e con grande soddisfazione e con la rendicontazione, quindi ci diamo anche del nostro. Ho accolto con soddisfazione la conclusione dell'iter che avevamo avviato con il Presidente della Camera di Commercio Algeri, già in prefettura con varie riunioni. L'ho accolto con soddisfazione perché il cosiddetto poliziotto elettronico può essere di grande ausilio per le forze di polizia nel garantire condizioni di sicurezza per i cittadini e per gli imprenditori. Torniamo alla cronaca, bomba in un'auto nel Vibonese, il fatto è accaduto a Sorianello, gravemente ferito un 28enne, l'ordigno sarebbe esploso nel momento in cui l'uomo ha avviato l'accensione dell'auto. Sul luogo dell'esplosione sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. Il giovane, che ha riportato una grave ferita alla gamba, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. 2 uomini sono stati sorpresi dagli agenti della questura a Crotone mentre appiccavano il fuoco ad alcune sterpaglie in contrada Matteotti. È stata una telefonata al 113 a far scattare l'allarme. Gli agenti hanno provveduto a spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero in un'area che si trova vicina ad alcune abitazioni e ad una chiesa. Pezzi di intonaco hanno colpito alcune auto in transito in una galleria sulla statale 280 dei Due Mari nel territorio nel comune di Marcellinara nel Catanzarese. Nessun ferito, la galleria è stata chiusa al traffico e la circolazione è deviata sul vecchio tracciato della statale 280. La chiusura della galleria ha provocato disagi alla viabilità. I carabinieri di Rende indagano sulla rapina all'alba di ieri in un supermercato a Settimo di Montalto Uffugo. Ignoti hanno sfondato l'ingresso con un fuoristrada. Il locale è stato saccheggiato, ma i malviventi non sarebbero riusciti ad impossessarsi della cassaforte. Al vaglio degli inquirenti le immagini dell'impianto di videosorveglianza. Danneggiato dalle fiamme alla Mezzia Terme il magazzino di una ditta per la produzione di insegne luminose. All'interno erano parcheggiati 2 furgoni. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse all'intero magazzino e agli appartamenti sovrastanti. Lo stabile non ha subito danni strutturali, al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Cambiamo decisamente argomento, si è chiusa a Cosenza l'11ª edizione del Festival del Fumetto. Il centro storico di Cosenza per tutto il fine settimana è stato pervaso dall'atmosfera festosa dell'11ª edizione del Festival Le Strade del Paesaggio e della Fiera del Fumetto, quest'anno particolarmente ricchi di eventi e novità. Le novità sono tantissime, quest'anno ci sono gli artisti in residenza, quindi abbiamo tutti i nostri ospiti che stanno realizzando delle opere all'interno del museo, abbiamo ricostruito degli studi, quindi un po' come se fossero a casa loro, per cui chi viene al museo a vedere le mostre può incontrare gli artisti, vederli lavorare da vicino, farci 2 chiacchiere, insomma, e cercare di capire quali sono un po' i segreti di chi lavora all'interno dell'arte del fumetto e come arriva alla creazione di un'opera, opere che saranno ovviamente ispirate alla città di Cosenza e alla sua storia.
Insieme al Museo del Fumetto ci sono tantissime location, c'è il MAM che è dedicato a un'area editori, fumetterie, e la novità di quest'anno abbiamo dato molto spazio anche agli autori indipendenti, che sono tanti, molto bravi, una serie di autori che non hanno delle case editrici di riferimento ma che hanno tanto da raccontare. C'è il Teatro Rendano che è stato adibito a Isola del Gioco, ci sono i videogames, 50 postazioni, giochi da tavolo, giochi di società, c'è un'area per bambini, e la villa con le parate storiche, medievali, tante attività ludiche che si possono trovare dalla mattina fino a mezzanotte, dove c'è anche un'area gastronomica in maniera tale da poter rimanere qui insomma fino a tarda serata e godere degli spettacoli serali, che sono l'altra novità dell'edizione di quest'anno. Il festival non è stato l'unico evento del centro storico, che ha ospitato altre 2 manifestazioni culturali di grande spessore: il Simposio internazionale di chitarra alla Casa della Musica e l'inaugurazione della stagione autunno musicale al Museo dei Bretti e degli Enotri con i virtuosi di Magdeburgo. Lo sport adesso, il Cosenza Calcio ha deciso l'esonero del tecnico Fontana. Si dividono le strade tra il Cosenza ed il tecnico Fontana. La decisione è stata assunta nel primo pomeriggio di oggi. È stato il direttore sportivo Trinchera a comunicare all'allenatore la decisione assunta dalla società. La rottura del rapporto, già nell'aria da un po' di tempo, ha visto un'improvvisa accelerazione dopo l'ultima sconfitta rimediata a Siracusa. La squadra è stata affidata momentaneamente al collaboratore tecnico Roberto Chiuzzi, il quale ha provveduto a svolgere l'inizio della preparazione della squadra in vista della gara di sabato con il Catania. Intanto il presidente Guarascio e il direttore sportivo Trinchera stanno valutando i profili dei tecnici individuati quali possibili sostituti di Fontana. Nella lista dei papabili figurerebbero Pippo Pancaro, Dionigi, Pagliari, Diana e D'Angelo, ma non è escluso che altri professionisti possano essere già stati contattati dalla società rossoblù. Si chiude dunque una prima fase difficile e tormentata di questo avvio di torneo, in cui il Cosenza non è riuscito ad esprimere ciò che è nelle sue potenzialità. Un rapporto non facile tra il tecnico e i tifosi silani, che sin da subito hanno mostrato forti perplessità per le performance non esaltanti messe in mostra dalla squadra. Il modulo scelto da Fontana è apparso non idoneo e per certi versi penalizzanti per alcuni dei calciatori in forza alla compagine silana. Chiusa questa parentesi se ne apre un'altra con la speranza che la società sappia scegliere il meglio per garantire un prosieguo del campionato meno tribolato. E come dicevamo, l'esonero del tecnico del Cosenza è stato deciso dopo la brutta sconfitta di Siracusa. Nel servizio vediamo i risultati della giornata di campionato. Un weekend da dimenticare per Cosenza, Catanzaro e Rende, da incorniciare per la Regina. Il primo successo esterno fa compiere agli Amaranto un balzo in avanti che consente di lavorare con maggiore serenità. La continuità e il plusvalore dell'11 di Maurizi, giunto al 4º risultato utile consecutivo. Per battere il Fondi sono servite però altre qualità che torneranno utili in un campionato difficile come la Serie C. Il sacrificio, necessario nei momenti delicati della gara, e con una Racing assetata di punti ce ne sono stati, e il cinismo che ha permesso agli Amaranto di trovare il gol del vantaggio con l'incursione di Marino e difenderlo fino alla fine, tenendo a bada il ritorno ai padroni di casa. Incredibile invece la parabola del Cosenza. I 2 gol siglati dal De Simone in avvio di gara potevano essere la base di partenza per un successo scacciacrisi, sono stati invece il trampolino per un tuffo nel vuoto difficile da attutire. Proprio la situazione creatasi sul sintetico di Siracusa, con le reti ravvicinate di Mendicino e Mungo, che avrebbero dovuto annichilire i padroni di casa, ha reso più evidente l'impotenza del rossoblù di fronte alla reazione degli uomini di bianco, capaci di pareggiare i conti già nel primo tempo, per poi concretizzare il sorpasso e metterlo al sicuro nella ripresa con la doppietta di San Domenico. Un brutto stop che ha reso croniche le debolezze emerse in alcune fasi delle gare precedenti e che richiede una veloce ricerca dell'antidoto giusto alla vigilia di un trittico di gare ravvicinate e importanti. Il destino di una squadra dipende dai risultati e mai come in questo campionato il valore di una formazione viene valutato tenendo conto soltanto del segno in schedina, e così il Catanzaro, che reduce dalla vittoria in trasferta in casa del Bisceglie era stato a giusta ragione inserito tra le probabili protagoniste del torneo, al termine dei 90 minuti con il Lecce è ripiombato per gli osservatori nella situazione ibrida che aveva conosciuto all'indomani della sconfitta nel derby con la Regina.
Certo, i giallorossi calabresi hanno mostrato un'eccessiva fragilità difensiva al cospetto di un Lecce che si è trovato da subito la strada spianata verso la prima vittoria del tecnico Liverani. Avrà 15 giorni di tempo per riflettere e ricaricarsi il Rende, che sabato prossimo osserverà il proprio turno di riposo. La gara con la Virtus Francavilla non è stata particolarmente negativa, ma i biancorossi hanno evidenziato una sterilità offensiva che ha reso ancora più pesante l'assenza di Ricciardo, ritrovato soltanto nell'ultima fase del match. Il gol di Saraniti ha spostato gli equilibri di una partita che neanche in superiorità numerica, dopo l'espulsione di Foloruscio, la squadra di Trocini è riuscita a ristabilire. Alla ripresa il Rende viaggerà alla Volta di Fondi, sperando di trovare i laziali ancora nelle difficoltà in cui sono impelagati. Prima del meteo una notizia di cronaca: il GIP di Catanzaro ha condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione a conclusione del processo con rito abbreviato Don Felice La Rosa, ex parroco di Zungri, accusato di prostituzione minorile. Condannate anche altre 2 persone, il bulgo Miroslav Ilievi e Francesco Antonio Pugliesi, imputate insieme all'ex parroco, condannati rispettivamente a 5 anni e 8 mesi e a 2 anni e 8 mesi di reclusione. La vicenda da cui è scaturito il processo risale al novembre dello scorso anno e vede al centro un presunto giro di prostituzione minorile in cui sarebbero rimasti coinvolti a vario titolo i 3 indagati. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Anche nei prossimi giorni il tempo si presenterà instabile a causa della presenza in quota di correnti fresche e instabili collegate ad una vasta area depressionaria presente in Europa centrale. Diamo quindi uno sguardo alle mappe in dettaglio. Domani cieli poco o parzialmente nuvolosi, con possibili brevi piovaschi sul Crotonese, Serre ed Aspromonte. Temperature senza grandi variazioni e lievemente sottomedia. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani mari poco mossi, eccetto il Golfo di Corigliano che risulterà calmo, con venti deboli di maestrale sul Tirreno, da direzione variabile sullo Ionio. Per ulteriori dettagli vi ricordo come sempre il nostro sito www.meteoincalabria.it. È tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione e buona serata.